perché tutti quanti ci ricordiamo in quegli anni che cosa rappresenta ancora oggi, ma cosa rappresentava il voler ripartire e riportare il Cagliari retrocesso in B, quindi dalla B alla Serie A. Ovviamente dalla regia chi sarà premiato come Don Giovanni Rossoblu lo scopriremo durante questa lunga maratona. Intanto ringrazio tutte le persone che si stanno collegando, che mi salutano e che salutano ovviamente le persone che sono presenti. Uno di questi, lo dico perché è stato anche dirigente col Cagliari, Giorgio Loviselli, che dice: Roccotelli è uno dei tanti che è rimasto in Sardegna. Davvero, chi è rimasto l'ha fatto per amore, chi è andato via si è pentito addirittura di non essere rimasto presente. Grazie ovviamente a chi si è reso disponibile. Mancava, devo essere sincero, un giocatore, non dico il nome, che però probabilmente ha avuto dei problemi, ma ovviamente tecnici, ma poi lo troveremo. E a proposito di campioni, di giocatori che hanno scritto pagine importanti nella storia del Cagliari, lo vedete. Franco Selvaggi, grazie, tanti auguri di buona Pasqua, è davvero un piacere e un onore per me. Grazie, grazie, buona Pasqua a tutti naturalmente, e per me è un onore, perché per me Cagliari e la Sardegna hanno rappresentato, come dire, il punto di svolta della mia vita, quindi non finirò mai di ringraziare quella città e tutti i miei fratelli calciatori, perché io devo molto a loro. Pensa a noi che vedevamo te, insomma, tu arrivasti a Cagliari grazie a Gigi Riva, poi, giusto? Sì, Gigi non so perché si era, come dire, si era innamorato di me, ma non dal punto di vista fisico, cioè nel senso che è stato il mio mentore, il mio padrino. Tu pensa che io mi proposero dal Taranto, il presidente, perché avevo lasciato la squadra e praticamente mi offrì questa scelta tra l'Avellino, l'Ascoli e il Cagliari. Io devo esserti sincero, scelsi subito Cagliari perché aveva un'altra tradizione, poi io ero stato già in Sardegna, perché mio papà lavorava, adesso mi stai facendo vedere una persona che io non stimo molto. Che non conosci, vero? Non conosci. Ciao Gigi. Ciao, ciao. Gigi, sai che ti voglio bene, Gigi. Per me è come un fratello, lui lo sa. Mi ha aiutato molto e devo molto a tutti quanti loro, e in particolare a lui. Quindi gli voglio un bene dell'anima, lui lo sa. Che coppia d'attacco eravate, e anche che cliente, perché c'era anche Pierpaolo Virdis. Sì, il secondo anno, sì, c'era pure Pietro il secondo anno, però devo dirti la verità, il campionato più bello secondo me è stato il primo anno. Giocavamo un calcio straordinario e lui lo sa, Gigi, andavamo dando bambole dappertutto. Poi casomai ci rimontavano pure, però tieni presenti che le prime 8-9 giornate stavamo secondo in classifica e giocavamo in casa con l'Inter che era a 2 punti la prima, e li ammazzammo, guarda, in primo tempo favoloso, poi come al solito recuperavano, facciamo 1-1, però eravamo una grande squadra e soprattutto eravamo una squadra di amici. Non potrò mai dimenticare quell'esperienza perché è stata la mia vita. Stavamo parlando proprio quello con i vostri ex compagni di squadra prima, cioè che rapporto c'era nello spogliatoio fra di voi, perché secondo me i successi nascono proprio nello spogliatoio, no? Intanto avevamo un grande capitano, che era Mario Bruniera, che è un grande allenatore, che era Mario Tiddia, e poi eravamo un gruppo di ragazzi spensierati che giocavano al calcio perché gli piaceva giocare al calcio. Franco è arrivato già quando eravamo in Serie A, l'anno abbiamo fatto un campionato bellissimo, poi anche l'altro quando è arrivato Pietro, e Tiddia è l'unico che ha avuto il coraggio di giocare con Selvaggi, Pilas e Virdis in attacco, andare a Torino contro la Juventus e fare 1-1 lì a Torino con la Juve dei nazionali, insomma. E Franco lo ricordo fuori dal campo molto, perché eravamo quasi sempre fuori a cena insieme quando si poteva andare, almeno fino al giovedì. Il martedì mai, perché facevamo allenamento mattina e sera, però frequentavamo degli amici, per esempio Bruno Brillantina, che era il negozio, che ci fece anche le divise. Noi la prima volta che abbiamo avuto la divisa sociale ce la regalò Brillantina, perché Franco eravamo amici suoi e la regalò a tutta la squadra, insomma. Gli episodi più belli sono quelli fuori dal campo, anche gli scherzi a Franco fuori dal campo,
lui mi faceva sempre... Però ce lo dovete raccontare uno scherzo, dai. Ma ricordo quando... Franco, vai. No, raccontalo tu, perché tu fosti l'autore di quegli scherzi. Me ne hai fatti tanti, Racconta, vigliacco. Vorrei sapere, il figlio che ti è nato a Cagliari, in che data è nato? Nel 79. 23 quanto? dicembre, vigliacco. E il 31 dicembre chi ti ha sparato alla porta di casa con la pistola? Che non sei venuto perché il figlio a festeggiare l'ultimo dell'anno e io e Rolla ti abbiamo sparato al portone di casa. Me ne hanno fatti di tutti i colori, naturalmente, poi ci ridevamo su. Franco, digli quello del ristorante che mi hai fatto passare per un ladro. Avevo il timore che arrivasse la polizia e mi arrestavano. Ti raccontano di questo scherzo? Sì, eravamo io e Canestrari che gli abbiamo fatto uno scherzo. Rolla, gli nasce il figlio a Giancarlo Rolla e ci invita 5-6 giocatori a mangiare al Corallo. Allora io mi metto d'accordo col padrone e gli dico: quando stiamo uscendo controllaci tutti nelle tasche dicendo che ti rubano le posate. Allora controlla me, a Canestra gli diciamo di tutti i colori, non torniamo più, ma come si fa a entrare? Sì, ma sai, mi stanno rubando le posate e tutto. Passa a Franco, gli trova le posate, vedi che c'è chi ruba. Poverini. Però Franco l'ha dimostrato anche perché è andata ai mondiali. Non ha diviso i soldi, non ci ha dato manco un centesimo né a me, né a Marchetti, né a Bellini, né a Quagliozzi, a Longobucco, se li è tenuti tutti lui, però ci ha invitato, mi invita sempre ad andare, la verità, lui c'ha un villaggio, mi ha invitato anche quest'anno. Un piccolo Regge. Io a dire la verità, quest'anno purtroppo un'altra volta, vabbè, lasciamo perdere. Ricordiamo i momenti belli. Volevo chiedervi, innanzitutto si stanno collegando anche i vostri nipoti, figli, perché bacioni dai nipoti Mattia e Rebecca a nonno Gigi, insomma ci sono anche i vostri familiari che vi guardano in diretta, e chiedo quanto è stato utile Gigi a Franco e quanto Franco a Gigi. Ci parla per primo. Lui tecnicamente Scusa, devo molto più io a lui che lui a me, perché facevamo una coppia secondo me straordinaria, scusa l'immodestia, perché eravamo complementari, nel senso che lui non aveva quello che avevo io non avevo quello che... Io gli invidiavo questo testone che avevo, questo coraggio, lui secondo me è stato un bomber straordinario, e quell'anno, devo dirti la verità, si sacrificò molto per me, e quindi io approfittai molto di questo. Però lasciami dire, oltre che un ragazzo stupendo, perché Bruniera e Pilas erano, come dire, le bandiere di questa squadra là, no? Erano i leader, no? Perché poi Mario Bruniera, secondo Mario, è stato un giocatore straordinario, ha ragione Gigi. Gigi invece era la chioccia, no? Lui è stato quello che ha amato di più il Cagliari, nella storia del Cagliari, secondo me. Proprio amava la squadra, come tutti noi, ma lui l'amava visceralmente. E credo che dopo Gigi Riva, che io adoro naturalmente e non si può porre confronti con nessuno, dico che il giocatore più, come dire, più rappresentativo della storia del Cagliari secondo me è Gigi Piras, per l'affetto, per l'amore, ci metteva, era anche il segretario, il presidente, non so come definirlo. E poi scusami, io ho giocato con tanti centravanti insieme, no? Ale, Punta insieme. Gigi secondo me è stato il più grande calciatore con cui ho giocato. Bel complimento Gigi, bel complimento. Io lo ringrazio. Abbiamo una stima reciproca, siamo amici, ci sentiamo almeno una volta al mese, ci sentiamo sempre. No, ma allora, nel frattempo che parlo degli attaccanti, abbiamo Alberto Marchetti. Eccolo, numero 10. Un altro dei grandi. Buona Pasqua ad Alberto Marchetti. Abbiamo il trequartista delle due. Che mi metta a posto,
Ok. Io sono emozionato. Ad Alberto Marchetti chiedo se era più facile mandare in gol Franco Selvaggio o Gigi Pilas. Come? Se era più difficile o più facile. Ah, c'è anche Roberto Corti che ci saluta, ci sta seguendo. Allora, allora, era più facile mandare in gol Franco Selvaggi o Gigi Pilas? Pronto? Sì, sono qua. Senti, Alberto, mi senti? Sì, ti sento. Ok, allora volevo farti questa domanda. Era più facile mandare in gol Gigi Pilas o Franco Selvaggi? È una bella lotta, eh? È una bella lotta. Diciamo che Gigi faceva gol, ne ha fatti, però si sapeva smarcare bene, dettava bene i passaggi. Franco invece è un po' più rapido, quindi anche tecnicamente bravo con tutti e due i piedi, qualche volta se li creava da solo. Diciamo che a questo punto bisogna dire che avevamo, io parlo ovviamente da tifoso del Cagliari, un centrocampo, tutta una squadra comunque molto molto forte. Forse qualche grande squadra l'ha sottovalutata, o mi sbaglio? Chi vuol rispondere? Ma quella è una bella squadra. Se pensiamo che avevamo Bruniera che giocava libero, avevamo un giocatore come Silvio Longobuco che senza togliere niente a nessun difensore laterale sinistro di tutti i tempi, io penso forse sia stato il più forte che abbia giocato nel Cagliari in quel ruolo. Avevamo un centrocampo con